Il nostro lavoro di associazione di enti locali e regioni impegnata nel contrasto alle mafie e nell'affermazione della legalità sul tema della corruzione è un lavoro che si sviluppa su due direttrici. La prima è innanzitutto quella di fare in modo che all'interno della pubblica amministrazione si sviluppi una concreta pratica e politica di prevenzione alla corruzione. Da questo punto di vista la legge 190 del 2012 ci sfida tutti e l'impegno che in questi mesi stiamo portando avanti è quello di fare in modo che i comuni, le province ma anche le regioni adottino i piani anticorruzione in maniera convincente come strumento concreto appunto di prevenzione della corruzione all'interno del proprio agire nelle comunità e per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni per i cittadini. Il secondo fronte poi su cui siamo impegnati è quello volto a fare in modo che la legislazione italiana evolva in maniera tale da rendere più efficace l'azione di contrasto della corruzione riformulando alcuni aspetti del codice penale, reintroducendo in maniera più convincente il falso in bilancio, prevedendo pene più severe per chi commette corruzione e per fare in modo che soprattutto i beni che i corrotti hanno sottratto alle comunità con la loro azione criminale possano essere restituiti alla comunità e che quindi la ricchezza torni a essere valore sociale e non più valore privato di chi si è macchiato del patto corruttivo. Chiaramente facciamo questo in una convinzione profonda, che è quella che il contrasto alla corruzione può essere uno degli strumenti per recuperare risorse strategiche per il nostro Paese, per sanare le difficoltà che hanno i nostri conti pubblici e per salvaguardare il livello di welfare, quindi la sanità e il sociale, che in un momento di crisi così drammatica e di particolare importanza per le nostre comunità, per i nostri concittadini, per dare le risorse necessarie alla scuola, al sistema giustizia, alle forze dell'ordine, per creare davvero un contesto di convivenza civile più sicuro, più giusto e più equo per tutte le nostre comunità. In Veneto abbiamo il coordinamento regionale, è presieduto dall'assessore Piron del comune di Padova, aderisce anche il comune di Vicenza, ci sono tante amministrazioni comunali impegnate che appunto agiscono sia per migliorare la loro azione in nome della legalità sui territori, sia poi a fianco di Libera e delle altre organizzazioni della società civile per sensibilizzare sul tema della cultura della legalità e dell'impegno civile tutte le nostre comunità, perché noi vinciamo questa battaglia se ciascuno di noi si sente più responsabilizzato e più impegnato su questi temi, e noi che abbiamo incarichi politici e istituzionali sappiamo di averne di eccezionali di responsabilità nel nostro agire e nel dimostrarsi efficacemente impegnati nel nostro fare quotidiano.